Eccolo il terreno in cui i carabinieri hanno rinvenuto una vera e propria Santa Barbara ieri a Isola Caporizzuto, arrestando il proprietario Francesco Ranieri, 38 anni, titolare del bar Il Solito Posto, che si trova proprio di fronte al luogo del ritrovamento, in manette per detenzione illegale di armi da guerra. 7 fucili calibro 12, 12 pistole semiautomatiche, 4 Kalashnikov, migliaia di proiettili, silenziatori e attrezzature per la cura e la manutenzione delle armi erano sotterrati in bidoni e coperti da balle di fieno. Per portare a termine l'operazione è stato anche impiegato un piccolo scavatore Bobcat. L'ex amministratore di 2 soci dell'azienda Termine Group di San Marco Argentano, fallita nel 2010, sono stati arrestati per bancarotta fraudolenta dai militari della Guardia di Finanza di Cosenza, che hanno sequestrato anche beni per oltre 3.500.000 euro. Le 3 persone arrestate, di cui uno in carcere e 2 domiciliari, sono Pino Termine di 40 anni, Giulio Sartori 80 di Piacenza ed Oscar Imbrogno 39 anni. I 3 sono stati amministratori e soci della società fallita e di altre società collegate operanti nel settore della commercializzazione di mezzi agricoli. Una manifestazione pacifica si è svolta stamani davanti al Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria. A metterla in atto un gruppo di familiari di persone detenute perché coinvolte in indagini della DDA Regina. I parenti dei detenuti hanno annunciato che lunedì prossimo saranno a Palmi per manifestare davanti al Tribunale in occasione della presenza del Ministro della Giustizia Paola Severino. Basta con i processi pilotati e giudici incorruttibili per giusti processi. Sono solo alcune delle frasi scritte sugli striscioni dai partecipanti al sit-in durato qualche ora. Made in Mad Wine è questo il titolo della 2 giorni promossa dalla Camera di Commercio di Crotone per oggi e domani. In particolare la giornata di oggi è dedicata all'incontro tra le aziende vitivinicole crotonesi e non solo, con i buyers provenienti da Spagna e Croazia. Domani invece sarà la giornata che i compratori internazionali dedicheranno alle visite nelle aziende del Cirotano. L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa alla quale ha preso parte il neopresidente dell'ente camerale alla sua prima uscita pubblica Vincenzo Pepparelli.